Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. I cancelli dell'arena presi d'assalto già alle 7 di sera stavano ad indicare la promettente serata, proprio come uno dei tanti appuntamenti del calendario lirico dell'Arena di Verona. Invece il 1° ottobre si è svolto qualcosa di unico, Opera on Ice, che, grazie alla presidentessa Giulia Mancini, agli sponsor della serata e a tutti i pattinatori coinvolti, ha trasformato l'arena in qualcosa di veramente speciale. 29 fra i più grandi pattinatori a livello mondiale si sono alternati sul palco dell'arena ghiacciato per l'occasione nelle arie delle più celebri liriche che saranno messe in scena nel 2012 all'Arena di Verona. Madrina della serata Carolina Kostner, che ha dato il via alle danze con la Carmen di Bizet e che, con la sua grazia, ha portato sul ghiaccio la magnifica Vissi d'arte dalla Tosca di Puccini e l'immortale Eba Nera di Bizet. In rappresentanza dell'Italia erano presenti la coppia Anna Cappellini e Luca Lanotte, che hanno interpretato la Tosca ed il noto Libiamo nei lieti calici dalla Traviata, accompagnati dalle milanesi Hot Shivers e dalle mani degli spettatori. Sempre la Traviata è stata interpretata da Isabelle Delobel e Olivier Schoenfelder, che hanno concluso la loro esibizione sulle note di Una furtiva lagrima di Donizetti. Romeo e Giulietta, simboli di Verona, sono stati magistralmente interpretati dalla coppia cinese King Pang e Yang Tong, che, con i loro salti lanciati, hanno strappato più di un applauso sia nel Romeo e Juliette che nella conosciutissima e magnifica Nessun dorma. I russi Tatiana Totmianina e Maxim Marinin hanno emozionato il pubblico sulle note di L'aciderem la mano dal Don Giovanni e dalla sublime Tu che di gel sei cinta dalla Turandot. Per finire, i giovani Emmanuel Sandou, classe 1980, e Stéphane Lambiel, classe 1985, hanno meravigliato il pubblico, alla faccia di chi dice che il pattinaggio artistico è uno sport per sole donne. Sandou ha stupito il pubblico con la Tosca ed il nostalgico brano Mio babbino caro, mentre Lambiel, con La donna immobile dal Rigoletto ed il suo programma di gara 2009-2010, l'Ouverture del Guglielmo Tell, ha letteralmente infiammato l'arena, strappando una lunga standing ovation al termine del suo pezzo e guadagnandosi una mela dal direttore d'orchestra, Giovanni Andreoli. Ed è proprio Andreoli che ha magistralmente guidato l'orchestra ed il coro dell'Arena di Verona, che hanno accompagnato con note e voce tutta la serata. Ultimi, ma non ultimi, i cantanti solisti, vere stelle della lirica, che con le loro magiche interpretazioni hanno accompagnato i pattinatori nelle diverse esibizioni. A fine serata si respirava un'atmosfera incredibile, quasi come se fosse avvenuto un miracolo, ed effettivamente così è stato. Si era rischiato addirittura il forfait di Lambiel a causa di un ginocchio non proprio in forma. Ce l'abbiamo fatta, è stato il commento tra gli organizzatori, e il miracolo è avvenuto. Più di 10.000 persone hanno applaudito, tremato e si sono emozionati davanti a quel connubio di arte che è stato Opera on Ice. La speranza è che questa serata possa permettere a molti più giovani di avvicinarsi al mondo della lirica, anche grazie alla partnership con Canale 5 che trasmetterà l'evento in televisione il giorno di Natale. Ma la speranza più grossa, per tutti quelli che hanno vissuto la serata e che hanno sentito il suono indimenticabile delle lame dei pattinatori che affondano nel ghiaccio, è che questo evento diventi un appuntamento fisso per Verona.